Eccoci qua, cari telespettatori, siamo nello spazio che riprende dopo la pausa estiva con Stefano Zara, esperto di economia e di finanza. Ben ritrovato. Buonasera. Ben ritrovato qui con noi. E doverosamente dobbiamo affrontare delle questioni un po' perniciose, non certo piacevoli, perché quando parliamo, soprattutto in questi periodi, di situazioni economiche, di modalità degli investimenti, di inflazione, di dinamiche internazionali sempre di tipo economico-finanziario, di compromissioni che ci possono essere anche a seguito della guerra in atto, del domani non v'è nessuna certezza. Poi abbiamo gli energetici con queste impennate dei prezzi, insomma una stagione abbastanza dura. In Italia le elezioni per capire quanto potrebbero andare a condizionare o meno anche i mercati, perché poi è cosa incredibile, Draghi va negli Stati Uniti, nuovamente l'euro recupera sul dollaro, cioè non si capisce bene l'idea, però Draghi non è più. Quindi. Allora, cerchiamo di fare un po' un quadro generale a seguito di questa pausa estiva, che in genere è stata un po' una pausa generale, anche se poi i mercati hanno continuato a muoversi, eccetera. Però cosa ci attende? Salve, dico una banalità, insomma, è un momento estremamente complicato, anche se la guerra in Ucraina, che è una tragedia, comunque è percepita e continua ad essere percepita come un conflitto regionale. I problemi che stiamo affrontando hanno un effetto pratico, soprattutto per appunto effetto, ripeto la parola, del rialzo dei prezzi legati all'energia. Noi siamo storicamente legati alle forniture russe e quindi ovviamente la crisi ha impattato in maniera diretta e subitanea, non in tutti i paesi il peso dell'aumento dell'energia è come da noi, ma bravissimo, volevo dire questo. La Turchia per esempio non ha avuto questo impatto. No, chi aveva fatto una storia negli anni scelte diverse, vediamo anche la Francia che ha un livello di inflazione di 3 punti più basso del nostro, noi siamo poco più dell'8%, la Francia è 5 qualcosa, ma perché? Perché le sue centrali nucleari sopperiscono il fabbisogno in misura del 60%. Chi ha fatto negli anni scelte di differenziazione ovviamente risente meno l'impatto. I paesi virtuosi del nord sentono l'inflazione comunque più di noi altri, perché la Germania, la Danimarca, l'Olanda e il Lussemburgo hanno un impatto inflattivo superiore al nostro, sempre legato all'aumento dei prezzi dell'energia. Di fronte a un aumento dei prezzi che poi nella catena di trasmissione dell'aumento dei prezzi non tutto si è ribaltato sul consumatore finale, quindi stanno soffrendo moltissimo le imprese, ovviamente le imprese. I prezzi a consumo ancora vedono trasferita una piccola parte, una parte considerevole, ma non tutto quello che è legato all'aumento dei prezzi. Non è bastato comunque il taglio delle accise a mitigare. Questo ha determinato ovviamente una fiammata che si pensava temporanea e che invece si sta protraendo. Perché ne parlavamo mesi fa, dovrebbe poi con l'autunno sistemarsi tutto, invece con l'autunno e noi questo da noi in Europa ma anche negli Stati Uniti, dove però l'inflazione, che è pur legata all'aumento, ovviamente i prezzi dell'energia sono prezzi globali, quindi sicuramente ci sono anche delle logiche di cartello che fanno sì che i prezzi si mantengono alti anche in considerazione di logiche di mercato prettamente speculative. Ma gli Stati Uniti il livello dell'inflazione americana non è guidata dal prezzo dell'energia in maniera determinante, è guidata da un'economia che corre forte, tonica, da un mercato del lavoro molto forte ancora, e da dati legati alla crescita che rimangono forti nonostante il rialzo dei tassi che da loro si spinge in maniera più forte che non da noi. La Banca Centrale Americana ha già alzato 2 volte i tassi di uno 0,75, si avvicina al 4º rialzo dei tassi da loro. Questo cosa vuol... Ecco, proprio fatto bene a toccare questo tema, perché c'è stato anche chiesto da alcuni telespettatori questo discorso del rialzo dei tassi negli Stati Uniti, che ripercussioni può avere da noi e poi andando a stringere l'imbuto in modo particolare ai privati cittadini, alle piccole e medie imprese del territorio? Facciamo una considerazione molto semplicistica. L'inflazione oggi in Europa, spannometricamente, facciamo un medione, è vicino all'8%. I tassi
dei titoli di Stato mediamente erano negativi fino a qualche mese fa. Veniamo da 7 anni di tassi negativi. Oggi il Bund tedesco ha tassi intorno a poco superiori all'1%, il BTP italiano, ci dobbiamo aggiungere lo spread, arriva al 3,5%, vicino al 4%, ma se prendiamo i tassi italiani, che sono i più alti pagati da uno Stato dell'area euro, e un'inflazione all'8%, siamo sempre in territorio di tassi negativi. Cioè, nonostante alziamo i tassi, siamo sempre in un mondo di tassi negativi. Se ho un'inflazione all'8%, sì, infatti e ho l'avevo già tassi al spiegata 4%, questa cosa. Questo vale anche per gli Stati Uniti. Siamo in un mondo di tassi negativi. Vuol dire che parte del debito lo paga l'inflazione, diciamola così, ecco, lo paghiamo noi, ma ecco, non volevo essere così brutale, lo paga l'inflazione. Quindi in un mondo di tassi negativi le banche centrali che cercano hanno poche armi e non spuntate, hanno poche armi per limitare l'inflazione. Negli Stati Uniti il rialzo dei tassi ha una sua congruità. Se la parte importante del rialzo è determinata dai consumi e da un'economia che cresce in maniera significativa, il rialzo dei tassi forse ha maggiore efficacia perché frena le aspettative di investimento delle imprese. Le imprese smetto di investire, assumo meno, sembra non avere effetto perché i dati sul mercato del lavoro, che sono dati ciclici, sono sempre forti, dati che mantengono una visione del mercato del lavoro americano molto vigorosa. L'Europa, dove essenzialmente il livello di inflazione è legato essenzialmente al mercato dell'energia, non vedo come un rialzo di tassi possa... Non dovrebbe quindi impattare. Noi veniamo già da 2 anni di Covid, da un conflitto che abbiamo prossimo, da un sacco di disgrazie. Quindi tutto sommato facciamo più fatica noi in Europa rispetto agli Stati Uniti. E la BCE? Adesso la BCE ha veramente poche armi. Occorre dare vigore e mantenere comunque il fuoco della ripresa economica che è rinato alla fine del Covid, mantenerla viva. I rischi, anche se la stampa, il rischio di recessione, i mercati finanziari scontano una moderata recessione legata al fatto che il denaro costa di più. Certo. Quindi ci siano meno spese per investimento. Altrettanto si pensa però a una moderata inflazione, vuol dire un calo degli utili per le imprese di circa il 20%. Che è tantissimo però. Che è tantissimo, però questo lo scontano già i mercati oggi. Cioè, cosa vuol dire che lo scontano i mercati oggi, ma le imprese lo sconteranno un domani o lo stanno già scontando? No, in parte lo stanno già scontando. Quindi è tanto, sto 20%. 20% degli utili in meno. Cioè questo comporta questa media recessione, diciamo. È altrettanto vero che i dati legati ai consumi, Stati Uniti parlo ancora, sono dati comunque buoni, i dati sulla fiducia degli investitori rimangono buoni, i dati del mercato del lavoro rimangono buoni. In Europa... bravo, perché abbiamo adesso questa netta distinzione che dicono si sarà sempre più marcata. Europa, vecchia Europa, sì, che sembra volgere verso una forma di declino ineluttabile. Oriente, con una parte del Medio Oriente, poi ne parleremo, dove abbiamo Cina, India, la Russia che sta mettendo, e non solo, Corea e altre realtà, Turchia, bravissimo, che si è messa in una posizione di risalita, e poi abbiamo gli Stati Uniti che stanno facendo adesso i giochi anche della guerra, perché sostanzialmente questo è un dato di fatto. Noi in mezzo, l'Europa in mezzo, l'Italia in mezzissimo sostanzialmente. Ecco, rimane decisivo e fondamentale il ruolo che l'Europa non verrà assegnato, ma si saprà ritagliare. La sfida è là, il fatto che questa sfida sia affrontata... Quindi la posizione che anche nei confronti della guerra in atto? Sì, ma non solo, ma anche e soprattutto del ruolo, non soltanto come mercato di riferimento. L'Europa non è solo un mercato, ma ha know-how, intelligenze, conoscenze, competenze, 8.700 miliardi che andranno a essere investiti in Europa per la conversione energetica, sono risorse e know-how che possono dar vita a un nuovo ciclo di crescita. Quello che noi saremo nei prossimi 10 anni si decide adesso. Addirittura nei prossimi 10 anni? Sì, si decide adesso. Mentre negli Stati Uniti è più facile per loro, l'abbiamo sempre detto, insomma, l'unicità di leadership, una visione, anche se ovviamente la leadership americana
cambiata negli ultimi anni, ha delle connotazioni e un'impostazione diversa dalla nostra. Noi siamo 21 paesi che hanno una lingua diversa, non hanno ancora omologato la fiscalità, hanno visioni sulla crescita e su temi ancora determinanti molto differenziata. Questa non unicità si paga in termini di programmazione, là dove ci sarebbe bisogno invece di una programmazione più concertata. Oggi la Francia ha appena smarcato il suo appuntamento elettorale, noi lo smarcheremo a breve. Non è banale che poi chi andrà a governare in questi paesi può cambiare rotta, può incidere in maniera diversa, può rallentare una certa... Cioè crearsi anche alleanze diverse, sì, la conversione ISG, la chiamo io, che ha imboccato l'Unione Europea, non è un qualcosa che si accende o si spegne, è una traiettoria. Questa traiettoria può essere efficace nel tempo se la percorriamo tutti assieme. Se la percorriamo in ordine sparso ci sarà una dispersione di risorse. Non dimentichiamoci che noi ci siamo impegnati con l'Unione Europea a conseguire alcuni obiettivi di stabilità, di efficienza in cambio di soldi. Se non ci sono io non arrivano neanche gli altri, e noi di quei 208 miliardi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno per migliorare le nostre infrastrutture, per aumentare la produttività, per proseguire quel percorso che abbiamo impostato già 2 anni fa. Cioè noi abbiamo bisogno di quei soldi, è fondamentale. Quindi non c'è è che tutto E che azioni potrebbero mettere in discussione, a rischio addirittura, cioè possiamo anche perderli? Beh sì, se non facciamo quello che abbiamo promesso di fare, sì. Non ce li danno, non è che non ce li danno. Esatto, non ce li danno. Quindi il fatto di dire utilizzare questi soldi per poter finanziare il discorso energetico non va bene, perché in realtà sono tutti finalizzati. Sono finalizzati, assolutamente finalizzati. E su questo l'Unione Europea, che è già con Covid ha impiegato credo l'80% del suo bilancio per interventi straordinari, adesso fa fatica a tirare fuori altri soldi se non c'è unicità di intenti. Questo è un tavolo dove o il lavoro viene fatto e concertato per bene oppure si perde. Aiuto. E dando un occhio invece alle nuove strategie, poi c'è stato l'incontro a Samarcanda, no, tra Xi Jinping e ovviamente anche il Putin, ma non solo, anche altri colossi di non poco peso nucleare, diciamo. Che cosa ne è emerso e quali sono? Perché noi non abbiamo poca visione, o forse una visione miope di quello che sta succedendo un po' più in là, no? Ma diciamo, io faccio anche molta fatica a capire quello che sta accadendo, perché quello che leggiamo, quello che vediamo... Sempre per quello che riguarda i mercati, io dico, perché dopo ovvio che le dinamiche politiche bisognerebbe avere... Diciamo in un mondo globalizzato, anche se noi diamo al termine globalizzazione un'accezione negativa, come fosse di americanizzazione, no? La globalizzazione non è una cosa... non è legata, l'America è il mercato di riferimento perché ha esportato know-how, conoscenza e tecnologia, ma la globalizzazione è qualcosa che è nato dalla rivoluzione industriale. Poi quando abbiamo imparato a produrre tante cose in poco tempo e quando la politica ha concesso ai mercati libertà di movimento, quella è stata la globalizzazione. Ma la globalizzazione era nel DNA anche dei mercanti veneziani che andavano in giro a vendere le merci. Cioè, appartiene al nostro essere. Cioè, la tecnologia ci ha dato strumenti per far sì che abbiamo imparato a fare tante cose spendendo meno, e poi la politica ha imposto o tolto dei paletti, cioè nel senso libertà di mercato o restrizioni di mercato. I conflitti in corso stanno ridisegnando alcuni percorsi. La Cina non ha rinunciato al Belt and Road, alla Via della Seta. Non ha rinunciato. Esatto, se ne è parlato tanto, sembrava la soluzione delle soluzioni, dopo non se ne è parlato più. Ma io non sottovaluterei la saggezza intrinseca in quel popolo, insomma, la capacità di mediare, di trovare... aspettare. Sì, la Russia stretta in un angolo, isolata, non va bene a nessuno, credo che una soluzione politica sia da imporre. L'Unione Europea in questo caso avrà un ruolo decisivo, perché non ha un ruolo decisivo le Nazioni Unite. Cioè, bisogna che qualcuno prenda, non dico il toro per le corna, ma imponga una soluzione negoziale. Non siamo fatti non è un mondo fatto per la guerra il nostro.
quando parliamo di globalizzazione e parliamo di conflitti, stabiliamo le due antitesi. Certo. Il mondo di oggi non è fatto per la pace. Ci sono 59 conflitti in atto oggi. Sì, ma infatti quello era una cosa di cui si è sempre detto, poi a parte le ripercussioni e le ricadute, però dopo di fatto se non c'è un conflitto anche importante sembra che le cose non possano andare avanti, che ci siano degli interessi tali per cui è più importante che ci siano dei conflitti che non ce ne siano. Sì, perché si smuovono dei meccanismi che sono andati in cancrena, no? Sì, probabilmente è una situazione che non è figlia dell'ultimo anno, degli ultimi 2 anni, sono almeno 8 anni che in quell'area covava, no? Nell'accendere un conflitto di quelle dimensioni. Come potrebbe potenzialmente essere dirompente anche il conflitto che si sta riaccendendo tra Serbia e Kosovo? Cioè, anche i Balcani sono un'area in cui sembra che non siamo capaci di imporre uno sviluppo condiviso, linee di crescita, ci sono dei rancori etnici, l'uomo in particolare è una brutta bestia, no? Ma facciamo fatica a dirimere quello che la storia in centinaia di anni non ha scrostato, non ha livellato, insomma, riemergono sempre. Siamo giunti al termine, quindi l'ultima domanda, domanda delle domande, cosa conviene fare in questo momento? Quindi rispondiamo alle mail che ci arrivano ai nostri telespettatori brevissimamente. Allora, il mercato delle obbligazioni dopo 7 anni ha cominciato a ridare rendimenti, quindi i titoli di Stato italiano danno rendimenti significativi, di un 3,5 contro l'1,90 di 6 mesi fa. I titoli di Stato americani sono sulla stessa, un po' più, quasi a 4, insomma. Quindi rendimenti il mercato obbligazionario comincia a riconoscere. Il mercato azionario, che è legato invece agli utili prodotti dalle aziende, le aziende hanno la rivoluzione tecnologica che è partita 20 anni fa, continua a mettere le aziende nelle condizioni, nonostante il mercato non sia facile nemmeno per le aziende, a mantenere alti profitti. Cioè riusciamo a lavorare e produrre a costi contenuti, riusciamo a vendere le nostre merci in maniera efficace. Quindi attenzione al tipo di investimenti, rivalutare il discorso obbligazionario, ma anche le aziende. Mantenere la diversificazione come mantra. Certo. Il mondo sono 10 anni che cresce e a ritmi sostenuti. La crescita mondiale continua ad essere intorno al 3,5% nonostante tutto quello che è accaduto negli anni. Insomma. Perfetto. E allora monitorare tutto a questo punto, controllare, essere abbastanza eclettici ma anche attenti alle dinamicità. Dovremo continuare ad aggiornare i nostri telespettatori, speriamo come sempre in piacevoli novità, perché poi quando ci rivedremo noi almeno avremo passato il discorso elettorale, quindi potremo anche fare un punto ulteriore, più legato al nostro paese. Stefano Zara, grazie, buon lavoro, mi sa che ce n'ha anche in questo periodo anche lei, e voi cari telespettatori auguro una buona serata. La nostra trasmissione con i nostri esperti, i nostri interlocutori e le diverse tematiche si chiude così, naturalmente poi noi ci rivediamo la prossima settimana sempre alla stessa ora, ma anche domani come sempre alle 13:15. Grazie.